sarò con te. L'amore è sotto il sole, lo grida tutto il mondo. Mi chiedo chi mi dice te non hai la più. È l'ora dello sprint, la gente sta ballando, l'amore sto arrivando, sono qua. Yeah, 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 solo. Yeah, 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 solo. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la tribù, anche quest'anno tutti ai miei solo. È un'altra estate che va, noi siamo qui ma manchi tu, tra azzurre e onde tutti qua. È un'altra estate che va, gli stessi amici e la tribù, anche quest'anno tutti ai miei solo. È un'altra estate che va, noi siamo qui e pure tu, tra azzurre e onde tutti qua. Tra azzurre e onde tutti qua. E sotto il sole siamo qua. Solo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, benvenuti Piazza Manzoni a Jesolo per questa quarta edizione con un evento ormai diventato tradizione, un evento imperdibile che ho la fortuna e l'onore di condurre per il terzo anno consecutivo, anche se in realtà siamo al quarto. Fabrizio, benvenuto. Siamo al quarto, poi uno l'abbiamo fatto a testa, ci siamo alternati, insomma, però io devo iniziare questa serata con delle scuse. Allora, Subito? iniziamo subito. Allora, siamo in una serata dedicata alle donne, io chiedo scusa subito a Lara, perché l'anno scorso... Ecco, subito. Esatto, questo è il primo Questo è il segnale, primo, questo è il primo segnale. che dobbiamo sì. stare brevi. Allora, l'anno scorso ci eravamo lasciati con te che mi costringevi, in qualche modo, Sì. mi invitavi a ballare, mi hai detto, Certo. allora il prossimo anno Entriamo. devi farti preparare un po'. Sì, se vuoi mettere il microfono più vicino. Ok. No, perché tu avevi... Aspetta, mi sgrida subito. No, Abbiamo avevi un'altra cominciato. intenzione. Avevo un'altra intenzione che era quella di ballare, perché mi ha detto, prossimo anno devi farti trovare pronto, non venire qua se non sei pronto per ballare. Quindi? Io prima cosa che ti ho detto, non se ne parla proprio. Quindi scusa se non lo faccio, perché neanche quest'anno mantengo la promessa. Ascolta Fabrizio, tu lo so che hai sempre l'asso nella manica, quindi prima di fine serata, cari amici, restate naturalmente col fiato sospeso perché sarà l'unico momento di divertimento della serata. No, sto scherzando. Scherzi a parte. Mi sono fregato da solo, Da praticamente. Allora, questa serata, come dicevamo, quarta edizione, 11 artiste, la musica ancora una volta mezzo di comunicazione importantissimo in questo evento, per dire insieme 11 artiste che arrivano da tantissime regioni per parlare insieme di no alla violenza, di un tema fondamentale, con forza, con energia, ma soprattutto in un contesto così speciale nel quale, grazie alla musica, in una serata così leggera di divertimento, come abbiamo detto prima, che però non è una serata superficiale, è una serata nella quale, grazie al mezzo della musica, vogliamo lanciare e sensibilizzare questo messaggio che naturalmente la fa da padrone stasera, no alla violenza sulle donne. Tra l'altro con una prospettiva diversa, perché a questo punto il giornalista che è in me verrebbe da tirar fuori tutti i dati, tutte le statistiche che ci sono attorno alla violenza sulle donne e alla violenza in genere, la violenza di genere come si dice in questi casi. Però allora, prima cosa, le persone non sono una statistica e quindi già questo renderebbe la cosa molto molto sgradevole. Poi rischiamo la suefazione sui fatti gravi, quindi rischiamo anche di perdere contatto con la realtà. E poi secondo me questa serata cos'è che ci insegna? Guardate bene il titolo, l'amore vince sulla violenza. Guardare quindi le cose con un'altra prospettiva, non dalla parte della violenza ma dalla parte dell'amore, con la musica che in questo caso naturalmente ci insegna questo grande potere. E abbiamo scelto proprio la musica come mezzo, dicevamo, di comunicazione, anche se quei numeri fanno male, sono numeri importanti. Io direi che possiamo anche solo in un momento qui all'inizio dirli, perché se non erro sono dal 1° gennaio al 30 giugno ben 149 vittime della violenza. Se non sbaglio, una donna uccisa ogni 3 giorni e mezzo. Cioè sono numeri che fanno rabbrividire soltanto a pronunciarli, soltanto a leggerli, soltanto a estrarli da tutto. Intanto c'è agitazione nelle prime file, ma per un fatto molto semplice, perché ci ha raggiunto la nostra ospite questa sera, la spoileriamo subito, Beatrice Luzzi. È arrivata veramente nel momento giusto. Se non si fosse capito, insomma, non potevamo non dirlo, perché insomma, si era già mosso tutto il fans club praticamente, post Grande Fratello.
Benissimo, Bene, io direi che a questo cominciamo. punto possiamo iniziare con la colonna portante di questa bellissima manifestazione. Diciamo no alla violenza con la musica, con le nostre bellissime voci, e quindi ad aprire questa carrellata di 11 artiste che sono qui unite appunto con tutte le loro voci per lanciare questo messaggio. L'amore deve vincere sulla violenza, lo deve fare con la voce di Annalisa Centazzo. Buonasera, grazie. Buonasera Jesolo. Hey. Succede che tu non ci sei, troppa fiducia rovina l'amore e adesso un mistero sei tu. Jesolo. Non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento e penso non succederà più. L'amore te ne ho dato tanto, ma non devo dartene più. E voglio pensare un po' a me, guardarmi intorno se è notte, se è giorno, decidevo senza di te. Pronti? Non succederà più, almeno per me, di amare chi troppo vola. Non succederà più, se ammetti vuol dire star sola. Non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza. Non succederà più morire per la tua assenza. Grazie. Jesolo, tutti insieme, dai. Mi fate compagnia? Pronti? Non succederà più che torni alle 3 e io mi addormento senza te. Eppure lo sai che ho tanto bisogno d'amore, ma non succederà più che dico di sì per farti contento e penso non succederà più. L'amore te ne ho dato tanto. Grazie. Yeah. Grazie mille Nicoletta. Annalisa Centazzo. Grazie. Annalisa Centazzo Group. Complimenti Grazie. Annalisa, hai già infiammato tutta Eh. Piazza Manzoni. Complimenti Grazie, davvero. a dopo. Complimenti, molto bene, i nostri artisti sono carichi, le nostre artiste anzi devo dire, serata interamente al femminile, quindi subito lasciamo lo spazio a un'altra bellissima voce, arriva direttamente dall'Emilia Romagna.
in particolar modo vi dico anche dove abita, a Piacenza, quindi oggi veramente è voluta essere presente nonostante i tanti impegni. Io chiederei un grande applauso per Daniela Cavanna! Che presentazione, ciao a tutti! Buonasera, ciao Lara, bellissima! Grazie, complimenti Buonasera a Daniela! tutti, grazie! Poi lo stacchettino. È sempre un piacere ospitarti naturalmente, tu tra l'altro non sei mancata quasi a nessuna edizione. No, solo quindi... l'anno scorso, ma perché ero proprio distrutta. È vero, lo ricordo. In quest'anno hai passato il testimone a qualcun altro che si è distrutto. Allora Daniela Cavanna, come dicevo, con tantissime canzoni, protagonista in questa kermesse. Quest'anno ne ha scelta una particolare, Quel sorriso in volto, grande Sì. canzone dei Modà. E allora? Musica? d'amore. Parliamo d'amore. Daniela Cavanna! Grazie. Grazie. Erano sposati solo da 2 ore, non parlavano. Lei sudava sotto tutti quegli strati del suo abito. Lui guidava sguardo fisso sull'asfalto la sua Cadillac. Con Las Vegas alle spalle ed una meta ancora incognita. Si diceva che erano pazzi e si baciavano sui metro, per poi litigare ancora e darsi un altro abbraccio. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì o no. Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico. Stranamente le tornava all'improvviso, come sempre, quel sorriso in volto. Fermi ai bordi della strada, lui insultava la sua Cadillac. Lei si allontanava in abito da sposa dalla macchina. Amore mio, dove stai andando? La rincorse e l'abbracciò, poi la prese in braccio e proseguì verso il deserto. Chi li ha visti allontanarsi è un camionista di New York. Disse che quell'uomo strano le parlava, invece no. Di sicuro le cantava quel suo pezzo malinconico. Disse infatti che la donna lo guardava stranamente, col sorriso in volto. Si parla d'amore, l'amore è anche quello strano, basta che sia vero, quello profondo che arriva dal cuore, io ve lo auguro veramente, conto da me stessa, grazie. Ignoravano la gente che rideva sempre un po' quando si vestivano da sposi, un giorno sì o no. Quando lei piangeva e lui cantava un pezzo malinconico. Stranamente le tornava all'improvviso, come sempre, quel sorriso in volto. Stranamente le tornava all'improvviso, come sempre, quel sorriso in volto. Grazie. Daniela Grazie. Cavanna. Gentilissimi, grazie di cuore.
Daniela, che voce, no, ti lasciavo tutto il palco perché era No, giusto mi il sentivo istruttore, sola no, qua. eccomi qua, vuoi che ti lascio da solo? No, anche perché poi comunque ci rivedremo Sì. per un altro intervento. Assolutamente. Ok, benissimo, grazie. Buon proseguimento di serata, a tra pochissimo, grazie. Allora poi la prossima canzone invece riguarda un cantautore che ci terrà compagnia in un grande concerto per celebrare i 50 anni del suo album Anima il 29 settembre all'Arena di Verona. Stiamo parlando naturalmente di Riccardo Cocciante. Questa sera invece Daniela Nespolo ci canterà Cervo a primavera. Daniela. Sì, Eccola qua. ma mi hai chiamato! Ti ho chiamato, sì. Io stavo parlando con la mia omonima. Buonasera Jesolo! Come state? Che belli che siete. Io ti lascio il palco per Come parlare sempre. di questa che è un'altra delle canzoni che parla di opportunità che possono arrivare in momenti anche difficili. Assolutamente, assolutamente, di rinascita, che è questa parola che io amo tantissimo oramai da tempo. Tra l'altro ci tengo a dire che io sono contraria a qualsiasi tipo di violenza, perché quando è violenza non va mai bene. Tra l'altro sapete, qualcuno sa che sono particolarmente sensibile all'argomento perché sono stata vittima di stalker. Il mio stalker è finito agli arresti domiciliari. Però posso dire che se noi donne crediamo di essere sufficientemente forti per farci aiutare e chiediamo aiuto senza mai smettere e stancarci di farlo, prima o dopo la giustizia arriva. Questo è un messaggio che io voglio passare a tutte le donne, quelle che hanno avuto situazioni così e anche quelle che sono per fortuna rinate, come nel mio caso. Perché poi quando succede una cosa del genere si scende, si risale e si rinasce più forti di prima. Sulle mani! Cerva primavera, oppure ti verrò gabbiano da scogliera, senza più niente da scordare, senza domande più da fare, con uno spazio da occupare. E io rinascerò, amico che mi sai capire, e mi trasformerò in qualcuno che non può più fallire, una pernice di montagna che vola e pur non sogna, in una foglia una castagna. Come un
vola e pur non sogna, in una foglia una castagna. Rinascerò senza complessi e frustrazioni, amico mio ascolterò le sinfonie delle stagioni, con un mio ruolo da finito, così felice d'essere nato tra cielo e terra e l'infinito. Rinascerò, io rinascerò, io rinascerò. Daniela Nespolo! Grazie, buona rinascita a tutti! Daniela, Voglio bene, grazie. complimenti Rana. davvero. Grazie di cuore. Complimenti. Grazie Luca. La tua voce ha risuonato in una piazza speciale creando delle forti emozioni. Grazie. Complimenti Il davvero. brano era tosto, cioè era bello, Complimenti. importante. Complimenti Grazie. davvero. Ciao ragazzi! Daniela A Nespolo! dopo. Vi abbiamo promesso che stasera non scherzavamo, gli artisti hanno scelto dei pezzi veramente profondi, intensi, arrivano anche alle corde del cuore, questo è bello. Poi abbiamo pensato anche che magari nel corso della serata sarebbe stato bello gustarsi anche quello strumento bellissimo che è la fisarmonica, e per farlo abbiamo naturalmente invitato una delle poche rappresentanti femminili che ancora suonano questo strumento meraviglioso che nel mondo della musica da ballo è davvero lo strumento principe, è la fisarmonica. Questa sera arriva da Bologna, anche lei ha partecipato a diverse edizioni di questo evento speciale e pensate, si è esibita la prima volta in Rai con Gianfranco Funari con questo brano che presenta proprio qui in Piazza Manzoni, stasera a Jesolo. Io la invito e la accoglierei con un grande applauso. Barbara Lucchi dell'orchestra, Barbara Lucchi e Massimo Venturi. Buonasera, buonasera a tutti. Ciao Lara. Ciao. Buonasera Jesolo, ciao a tutti. Che bello essere qua di nuovo, veramente. È un'emozione e un piacere ospitarti, Ogni Barbara. anno è veramente bellissimo. Sì, hai detto bene, ormai l'unica superstite di fisarmoniciste, siamo veramente rimaste in poche, per me è un grande onore essere qua. Ringrazio Luciano, tutta l'organizzazione, c'è un Storcio qui davanti, ringrazio anche i tecnici, tutta l'orchestra di Renzo, davvero grazie a tutti, è bellissimo essere qui, soprattutto la motivazione. Speriamo davvero che qualcuno ascolti, è una grande serata importante. Abbiamo per detto noi. che stasera 11 artiste con tutta la loro forza sono venute per parlare di violenza. Barbara lo farà con questo meraviglioso strumento. Diciamo no alla violenza anche con la fisarmonica. Tocca a te, Barbara. Io lo Cedimi il voglio microfono. dedicare a tutti voi e grazie davvero, e viva le donne! E viva le donne!
Barbara Lucchi. Barbara, verrebbe da dire facci un bis perché sei straordinariamente brava, veramente. Grazie soprattutto per portare avanti quest'arte. Che... Grazie a tutti, è bellissimo essere qua questa sera. Grazie di cuore, ci vediamo dopo. Ciao Jesolo! La cosa che sentite è la loro musica e la loro interpretazione. Quella che non vedete sono gli occhi che brillano delle nostre interpreti, che sono veramente luccicanti ed emozionanti. Questo è veramente un grande senso di appartenenza di queste grandi donne che hanno deciso di dedicare il loro tempo, la loro serata proprio per lanciare questo messaggio molto importante. Come una grande donna che interpreta due grandi donne. Lei prima vi diceva dietro le quinte, non si dovrebbe dire perché quello che succede dietro le quinte di solito rimane dietro le quinte, però lo dico lo stesso, dice ho un po' di crisi di identità perché o presento o canto. Beh, ho detto c'è la dimostrazione che le donne sanno fare tutto contemporaneamente. Lei naturalmente è Lara Agostini, che questa sera è qui anche nella veste di cantante. Lara, ho svelato questo piccolo arcano. Quasi. Anche perché sennò. Allora dicevo, una grande donna che interpreta due grandi donne, stiamo parlando naturalmente di Loredana Bertè con non sono una signora, però iniziando con Gianna Nannini, che sembra uno scioglilingua. E ricordo soltanto, poi ti cedo il microfono naturalmente per cantare, che il 22 novembre sarà qui a Jesolo al Palaturismo in concerto. E... bello, vero? Ci sarai anche tu, ti sei già presa? Sicuramente, sono una grande fan. Perfetto, però noi siamo grandi fan della grande musica, quindi ti cedo il microfono, soprattutto il palco è tutto per te. Lara Agostini. Grazie Fabrizio, grazie. Grazie. Espressione malinconica e quel sorriso in più, cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai. Maschi disegnati sui metro confondono le linee di miro dalle vetrine dietro ai bistrò. Ogni carezza della notte è quasi amore. Dentro ai bar ci chiamano dai muri di città, dalle vetrine dietro ai jukebox. Ogni carezza della notte è quasi amore. Ogni carezza della notte è quasi amore. E adesso le mani ragazzi su! Ma vola planare dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera, che vola planare per essere inchiodati qui, crocifissi al muro. Ma come ricordarlo ora? Non sono una signora, una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora, ma una per cui la guerra non è mai finita. Oh no, oh no. Non sono una signora, ma una con tutte stelle nella vita. Non sono una signora,
siete gentili come sempre, grazie, grazie di cuore. La musica è musica sempre, lo spettacolo è spettacolo sempre, è musica ed è spettacolo. Questo per prendere fiato un secondo, perché devo presentare una cosa molto importante. In questa bellissima serata c'è spazio per lo spettacolo al completo e quindi per farlo abbiamo scelto il meglio, abbiamo scelto full time e quindi si spengano le luci e godetevi questo prezioso spettacolo. I Full Time, che poi avremo ancora qui con noi sul palco e che danno una carezza in più a questo spettacolo che comunque lancia tanti messaggi. Non abbiamo detto due cose importanti, una in modo particolare che questa manifestazione è aggiunta alla quarta edizione, abbiamo sottolineato prima, è stata voluta e organizzata dallo stabilimento Manzoni con il patrocinio e la collaborazione dell'amministrazione comunale. Per questo che vorremmo qui sul palco l'assessore Martina Borin per portare i saluti dell'amministrazione comunale, ma anche per dirci come sta lavorando su questo versante. Era partito un applauso secondo me più forte e ancora meglio. Allora, buonasera a tutti, grazie Fabrizio per l'introduzione. Io veramente sono sempre contentissima ed emozionata di partecipare a questo evento. Io sono una delle due, mi sentite? Perché sento urlare voce. Allora, io sono una delle due donne che compongono la giunta comunale e non a caso il sindaco mi ha conferito questa delega alle pari opportunità perché sa che sono molto appassionata di questo. Faccio un lavoro dove peraltro la parità sarà secondo me raggiunta fra molti e moltissimi anni e con le pari opportunità stiamo lavorando in particolare quest'anno sulla tematica contro la violenza sulle donne, quindi della violenza di genere. Tutto quest'anno l'abbiamo affrontato proprio perché ci sono stati, lo sapete, tantissimi ancora casi di cronaca, ma in particolare uno ci ha colpito da vicino, ci è entrato veramente nel cuore, che è quello
di Giulia Cecchettin. Sapete, è una cosa che ci è successa vicino a casa, ma proprio anche per le dinamiche, la giovane età del ragazzo che insomma poteva essere veramente il figlio di tutti noi, quindi questa cosa ci ha colpito moltissimo. Abbiamo affrontato dei convegni. Io credo che l'intervento della politica, anche se noi siamo politica locale, ma sia assolutamente fondamentale. È necessario un intervento di formazione ed è per questo che insomma abbiamo coinvolto le nostre scuole superiori, perché è bene che i ragazzi si confrontino sin da subito con questo argomento e quindi insomma è stato un lavoro veramente molto capillare. E che è anche un lavoro di prevenzione, perché fino ad arrivare a quello che è l'atto peggiore, ecco, fino a sconfinare oltre il limite, c'è molto altro dietro, quindi si può prevenire rendendo consapevoli fin da ragazzi di quello che è il ruolo della donna, di avere rispetto della figura femminile, che non deve essere assolutamente trattata come oggetto. Quindi prima di sconfinare nel patologico cerchiamo insomma di fare un po' di sensibilizzazione. Questo evento in particolare mi è molto caro perché combina un po' quello che è l'elemento dell'arte e dello spettacolo, quindi ci troviamo qui ad affrontare effettivamente una tematica importante, una tematica molto seria, però insomma in una maniera devo dire piacevole, ecco, leggera, e questo mi piace molto. Tu Fabrizio sai che dall'anno scorso abbiamo questa nuova tradizione di avere un testimonial. Devo dire che abbiamo intrapreso questa tradizione e ci preme avere una testimonial di pregio, perché l'argomento è serio, ma soprattutto un testimonial che si contraddistingua per sensibilità. Quella di quest'anno è una persona assolutamente di pregio, perché tra l'altro è laureata in scienze politiche, quindi si sposa perfettamente, ma è un'attrice, è un'autrice, e credo quindi è un'artista, e come tutti gli artisti è caratterizzata da una grande sensibilità. Lo sapete che questa sera abbiamo qui Beatrice Luzzi, l'avevi già annunciato? Ma perché non dirlo un'altra volta? L'hai già annunciato? No, tra le varie caratteristiche hai dimenticato una cosa, è bella cazzuta. Cioè è una che non si fa mettere i piedi in testa da nessuno, e quindi soprattutto quando ci sono temi soprattutto diciamo sociali di un certo spessore, lei si batte come una leonessa, quindi ci fa particolarmente piacere. Assolutamente. Noi ci fa piacere averla qui con noi, naturalmente le chiediamo di ascoltare un altro po' il nostro concerto, poi la chiameremo su per portare la propria testimonianza. Andiamo avanti a questo punto con il concerto. Allora, Martina, caro assessore, se io ti dicessi in un mondo che, come va avanti la canzone? In un mondo che il mio canto libero. E questa è la prossima canzone con Linda Biscaro, che vogliamo qui sul palco. Ci ha svelato che è il cantante preferito del sindaco, il buon Lucio Battisti. Eccola qua. Ben trovata. Buonasera Jesolo, ciao a tutti, ciao ragazzi, ciao. Che bello, non vi vedo, però siete veramente tanti, tantissimi. Adesso lasciamo lo spazio al mio chitarrista, nonché cantante dell'orchestra, di prepararsi, perché proviamo a fare un brano in acustico. Ho già sentito prima che sicuramente questo lo conoscete tutti, quindi ci divertiamo stasera, ci divertiamo. Il mio canto libero. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu, e l'immensità si apre intorno a noi, al di là del limite degli occhi tuoi. Nasce il sentimento, nasce in mezzo al pianto e si innalza altissimo e va e vola sulle accuse della gente,
a tutti i suoi retaggi indifferenti, sorretto da un anelito d'amore, di vero amore, in un mondo che prigioniero è. Il mio canto libero sei tu, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine ormai. Nuove sensazioni, giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, dolce compagno che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai al fianco tu mi avrai. Se tu lo vuoi insieme a me, pietre un giorno se selvatiche rivivono, ci chiamano, dai ragazzi, boschi abbandonati, e perciò sopravvissuti vergini si aprono, ci abbracciano. In un mondo che prigioniero è, respiriamo liberi, io e te, e la verità si offre nuda a noi, e limpida l'immagine ormai. Nuove sensazioni e giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia un quadro immacolato e salza il vento tiepido d'amore, di vero amore, e riscopro te, io riscopro te. Però la proviamo a fare insieme, grazie, dai. In un mondo che respiriamo, bravi, io e te, dai insieme, e la verità si offre nuda a noi, e lì oramai nuove sensazioni e giovani emozioni si esprimono purissime in noi. La veste dei fantasmi del passato cadendo lascia un quadro immacolato e salza un vento tiepido d'amore. Jesolo! Linda Biscaro! Grazie Jesolo! Grazie! In questa Lara. atmosfera magica, Magica. un acustico speciale. Complimenti Linda, Grazie, davvero, complimenti. grazie. A dopo, complimenti, grazie. Grazie di cuore. Molto bene cari amici, io a questo punto vorrei invitare un'altra bellissima voce. Fa parte dell'orchestra Renzo Biondi, che approfitterai con tanto di fan club e se lo merita davvero, perché questa sera naturalmente ha allestito in maniera superba questa piazza, quindi l'applauso naturalmente a Renzo Biondi e a tutto lo staff
che sta contribuendo alla buona realizzazione della serata. Grazie Frecci, grazie Renzo per l'impegno, perché so che non è facile. Quando ci sono tanti artisti è veramente complicato far uscire il meglio di ognuno di noi, e loro ci stanno riuscendo, quindi l'applauso a loro davvero di cuore, fatelo sentire. Detto questo, l'applauso lo prolungherei anche per la loro straordinaria, unica voce femminile. L'hanno scelta davvero alla grande. Non potevano trovare una ragazza, anzi una cantante. Vai. 100.000 euro dopo, come anticipo. No, lo penso davvero, altrimenti non lo direi. Signori, per voi Manuela Recchia con un brano davvero dolcissimo, È quando nasce un amore. Manuela Recchia, Orchestra Renzo Biondi. Buonasera a tutti. Un amore non è mai troppo tardi, sale come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino, terreno migliore. Quando nasce un amore, è un'emozione nella gola. Da quando nasce, quando vola, che cosa c'è di più celeste di un cielo che ha vento mille tempeste? Che cosa c'è se adesso sento queste cose per te? Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Questa voglia di dare, e ti senti capace, non ti può più fermare, come un fiume alla foce che si getta nel mare. Quando nasce un amore, è l'universo che si svela. Quante parole in una sola. Oh, amore mio, immenso e puro, ci penso io a farti avere un futuro. Amore che sto già chiedendo strada tutta per sé. Farò di te la mia estensione, farò di te il tempo della ragione, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare anche tu. Sì, tu. Quando nasce un amore. Manuela Recchia. Grazie mille, con tutto il cuore. Manuela, Grazie. quanto lo sentivi dentro questa canzone? Tantissimo, vero? si sentiva? Decisamente. Allora, a proposito di quando nasce un amore, si può Sì. dire che proprio qui a Jesolo è nato un amore, diciamo, per così dire, artistico, perché proprio qualche tempo fa è stata realizzata una canzone, un inedito, appositamente per questo evento, che la canzone è Le mani addosso, che tu questa sera canti con... La grande Monica dei Rodicini. Che chiamiamo questo il palco?
musichetta molto rock. Buonasera. Eccola qui, Le mani addosso, ricordiamo, questa è una collaborazione di 3 gruppi musicali, 3 orchestre, Renzo Biondi chiaramente, Iro Di Gini. e Rossella Ferrari Casanova. Stasera siamo solo io e te. Siamo in 2. Ce la dividiamo io e te, quindi buon ascolto a tutti, Le mani addosso. Grazie. Io vorrei, ma tu credimi, non posso amarti e poi avere le tue mani addosso. Sentirmi dire io di te non so far senza, ma le tue carezze poi diventano violenza. Credi a me, questo no, non è amore. Tu mi regali soltanto lacrime e dolore. Mi illudi sempre e dici di essere sincero, ma invece ancora no, no, non è vero. Sciogli dentro di te tutta la gelosia, fuoco, sesso e amore, vai con la fantasia e lascia, credi a me, quel tuo stupido orgoglio. Io ti amo e tu lo sai, e che te voglio. Hai sciupato tutto quanto in un momento e i nostri sogni li hai gettati via col vento. A lui rimane solo il ricordo di un amore che ormai fa solo male al cuore. E io così vivo la tua indifferenza, perché non parli mai con la tua coscienza. Sei l'illusione di un frenetico pensiero, ma il tuo amore no, no, non è vero. Sei dentro di te tutta la gelosia, fuoco, sesso e amore, vai con la fantasia e lascia, credi a me, quel tuo stupido orgoglio. Io ti amo e tu lo sai, e sai che voglio. Oh, vieni verso di me e con la tua follia mi lasci segni addosso che mai andranno via e rimarranno qui impressi nella mia mente. Io ti ho dato tutto, tu non mi hai dato niente. Manuela, Monica, le mani addosso, grazie. E lascia, credi a me, quel tuo stupido orgoglio. Io ti amo e tu lo sai, è perché voglio. Vorrei poterti amare, ma amarti più non posso. Non ti sopporto più e non sopporto più le tue mani addosso. Le mani addosso! Grazie! Manuela! Monica! Grazie, grazie mille. Beh, qui veramente ragazzi un'interpretazione da brivido. Fate sentire l'applauso forte. Grazie infinite. Per queste 2 bravissime artiste che si sono esibite in una canzone che stasera ha toccato
il nostro argomento alla grande. Brava Monica, brava Manuela, che congediamo naturalmente. Diciamo che la canzone già si presta veramente ad emozionare perché è proprio stata scritta appositamente per questo argomento. È veramente un complimento speciale a tutti gli autori e produttori. Bellissima. Complimenti, è bellissima davvero, ma adesso Monica ci regala un'altra bellissima canzone, ce la regala in veste di Monica Marchiori, cantante dei Rodigini, uno dei prestigiosi gruppi che hanno fatto ballare naturalmente tutta l'Italia negli ultimi anni, quindi stasera siamo onorati di avere, forse per la prima volta Monica con noi, o la seconda? La seconda. E quindi è un grande piacere presentarla, almeno tu nell'universo. Monica Marchiori, Grazie. Orchestra Rodigini. Sai, la gente strana prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà. Come fosse niente, sai, la gente matta, forse troppo soddisfatta, segue il mondo ciecamente. Quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Un punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più, di più, di più. Grazie. Sai, la gente è sola, come può lei si consola per non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente, poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Un punto sei
Monica Marchiori. Grazie! Questa è una canzone struggente, Grazie. hai tanti significati da cantare in punta di voce. Non potrebbe Grazie. essere altrimenti, tu l'hai fatto perfettamente, grazie. Grazie di cuore. A dopo. A più tardi, buon proseguimento, grazie. Allora, abbiamo ospitato indirettamente interpreti tra le più grandi voci italiane, però ne manca una, se notate bene. Chi potrebbe mancare tra le grandi voci? Abbiamo avuto Loredana Bertè, Gianna Nannini. Roberta Cappelletti. Sì, ho capito, ma c'è chi interpreta, no? No, scusate questa scivolata dialettale. Mancava Mina. Sì, dai. Allora, la nostra prossima interprete è qua, sì signora. Allora, chiamatela voi. Roberta Cappelletti, tutto il calore della Romagna. Notate le scarpe. Eccola Roberta. Buonasera a tutti! E viva Jesolo dalla Romagna per essere qui, grande solidarietà. Donne, facciamoci rispettare. Questa canzone è la colonna sonora del film Le fate ignoranti, e se è un amore da buttare, buttatelo, e se è da tenere, stringetelo. Grazie. So cosa cerchi di più, ma non sono io. Vedi cos'è quel difetto di te che ci limita? Forse un'altra me ti accontenterà. Dimmelo tu, cosa manca di più, posso farcela. Forse non c'è più passione perché sei soltanto mio. Prima c'era lei, ora solo così io ti guardo buttare l'amore, resto qui e finisco per farmi del male. Passerà, serviranno altre 1000 persone. Se poi tutto quello che vuoi potrei dartelo. Affari miei, se decido di no, sono libera. Quello che farei non te lo dirò, ma stupido, sai chi si mette nei guai per un brivido. Ti tradirei, non ci credere mai, non giurarmelo. Forse ti amerei se non fossi io. Passerà, se
eterna, Grazie. eterna. Inimitabili, Roberta Cappelletti. Molto bene cari amici, allora la prima tornata delle bellissime voci che hanno animato questo evento, L'amore deve vincere sulla violenza, termina con un'altra prestigiosissima cantante. Da Verona arriva Selena Valle con un brano bellissimo dal titolo A lei! Buonasera Ieso! Piazza Manzoni, voglio sentire un forte applauso, un bacione a Lara. Ciao Selena. A lei, Buonasera a lei. pubblico, a E lei. allora, dedicato a tutte le donne, a lei, a lei, a lei. Selena Valle! A lei e a tutte le donne, dedicatissimo, dai che sia così. Ciao. Dai che vi voglio con le mani. Tutti, tutti. A lei, la tua, la sola, grande idea. A lei che aggiusta il cuore, a lei che ti fa dire quel che vuoi. E a lei che ti sorride per strada se mi vede, ma sì. E a lei che luci spente confondi la mente con me. Tutti insieme. E dietro a lei cammini tu, e senza lei non vivi più. Ma dillo a lei che non sa come di prima di incontrare lei. Ma lei che donna, lei che dà, a lei che vive, a lei che non sa, a lei che vive, lei che c'è, tutte le volte che volevi me. Ieso, tutti. E fra. A lei, la tua, la sola, grande idea. Tutti insieme. A lei che aggiusta il cuore, a lei che ti fa dire quel che vuoi. E a lei che mi sorride per strada se mi vede, ma sì. E a lei che luci spente confondi la mente con me. Tutti insieme. E dietro a lei cammini tu. Jesolo, senza lei non vivi più. Ma dillo a lei che non sa come di prima di incontrare lei. Ma lei che donna, lei che dà, e a lei che vive, a lei che non sa, e a lei che ride, lei che c'è, tutte le volte che volevi me. A lei. Jesolo! Selena! Grazie. A lei, a voi, a tutte le donne, grazie di cuore. E grazie a te che in questo Grazie, momento la ci vediamo rappresenti. dopo. Grazie. Allora, siamo arrivati al momento che stavamo aspettando, come diceva prima l'assessore Borin, già dalla...
E poi uno pensa, ma l'avrà fatto per lanciare un messaggio più forte e quindi si Di presenta nudità, di libertà, senza di- scarpe, le ho buttate perché è un simbolo di restrizione, di costrizione. Hai ragione. E invece? E invece no, si sono rotte. Ecco, molto banalmente, mentre faceva il percorso, abbiamo provato tutti noi come un po' Cenerentola, tutte le ragazze si sono offerte di dare un po' la scarpa, però nessuna di queste No, donne. non c'è la scarpetta di Cenerentola, no. Beatrice, benvenuta. Cenerentola ce n'è una sola e non sono io. No, infatti. No, beh, sei molto di più di Cenerentola, sei la Sì. nostra The Queen di questa sera. Allora, Beatrice, Certo, tu già sei alto, mi è andata malissimo. se vuoi mi tolgo le scarpe. Come l'altro giorno che ho fatto una gara contro Jane Alexandre, davanti ai giudici sono dovuta stare tutto il tempo, infatti ho i muscoli dei colpacci. Era di solito io allora faccio così per non far sentire difficoltà, allora così un po' Sì. la celentano. Voi altri un po' dovete così. stare sempre un po' gobbi, Infatti sì. è un po' ingobbito. Come va? Come ti stai divertendo Benissimo, questa sera? beh, bella serata, bravissime cantanti. Poi ho saputo che la maggior parte sono direttrici d'orchestra. Esattamente, sono Quindi, tutte donne veramente che hanno una loro attività nelle rispettive orchestre. Impegnate nel campo musicale, tutte voci potenti, abbiamo rivisitato tutto il repertorio femminile, è bellissimo. Poi abbiamo tutte le briciole femmine. Allora, tu sei qua per diciamo in qualche modo donare la tua visibilità, per lanciare ancora di più, rafforzare, dicevamo prima, questo messaggio. Tra l'altro tu sei molto impegnata e sei stata, lo sei. No, guarda, è così che io mi devo Mi piegare. sento piccolissima. E infatti, allora, briciolina. mettiamoci il microfono fin qua dovrebbe arrivare. No, dicevamo, attraverso anche lo spettacolo teatrale che tu hai interpretato, reinterpretato attraverso il bellissimo libro di Aldo Cazzullo, cioè Le donne erediteranno la terra, Sì. dove si racconta la storia, è un po' il senso di questa serata, cioè raccontare le cose belle per lanciare determinati messaggi. Sì, lui rivisita in questo libro, di cui devo dire, io non condivido il titolo. Glielo dissi subito ad Aldo, che è un mio caro amico, spesso mi fa vedere i titoli dei suoi libri, proprio perché sa che parlo così, in modo sincero. E gli dissi, caro Aldo, come le donne erediteranno la terra? La terra è femmina, le donne l'hanno sempre avuta. E quindi già gli avevo contestato il titolo, però a parte questo è un libro bellissimo in cui lui ripercorre moltissime donne, dalla mitologia alla storia all'attualità, e io interpretavo ben 16 ruoli. Sì, è stato molto molto bello, molto impegnativo ma anche gratificante, e ce ne sono stati molti, da Lilith, perché la prima donna non è stata Eva, lo sapete, no? Fu Lilith la prima sposa di Adamo, ma lei si rifiutò di obbedirgli e lui la ripudiò e lei divenne un demone della notte, chiamiamolo demone, libera nella notte. No, c'è stato il gelo perché noi eravamo rimasti ad Adamo ed Eva, insomma, ci hai svelato questa cosa. Vabbè, No, andremo la a vedere prima lo spe- donna è Lilith. Comunque, se andate su YouTube e scaricate, oppure sul suo profilo, sulla sua pagina, sul web, No, scaricate sul lo mio spettacolo. trovate altre cose, non ci andate. Lasciate perdere. Io la volevo mettere proprio. No, guarda, Comunque lo anzi, spettacolo forse si può dobbiamo un rivedere. momento implementarlo. Magari sì. con l'assessore si potrebbe organizzare anche per la prossima rassegna teatrale proprio questo spettacolo. Qual è la donna che te la sei sentita più dentro tra quelle che hai interpretato? Dunque, dipende un po' dai momenti della vita, chiaramente, perché molte hanno tutte le loro caratteristiche. Forse ultimamente sto riflettendo molto su Cristina Trivulzio di Belgioioso, che nessuno sa chi è, proprio perché appunto era una donna. In realtà è stata uno dei protagonisti del Risorgimento, era un'aristocratica milanese, una ricca ereditiera che non si bastò di una vita comoda e addirittura partì da Napoli con 110 volontari per andare a liberare Milano dagli austriaci, poi andò a Roma durante la Repubblica Romana, creò degli ospedali per curare i feriti, formò le infermiere, e, insomma, un'eroina del nostro Risorgimento alla quale è dedicata una statua a Milano, mentre più o meno fece quello che fece Garibaldi, ma Garibaldi era un uomo e lei è una donna.
Tra l'altro che è quello che racconta anche Ilaria Tuti nel suo Come vento cucito sulla terra, dove racconta delle prime medichesse Sì, certo, dottoressa. durante la prima guerra mondiale, e gestirono il primo ospedale, tra l'altro al fronte, affrontando anche la difficoltà di convincere i soldati che loro erano capaci di fare quel lavoro là, che è una delle cose, il lavoro è sempre delle cose più difficili. Sì. Beatrice, tu arrivi in un mondo dello spettacolo sempre un po' particolare, tra l'altro che è balzato agli onori della cronaca qualche anno fa con il movimento Me Too. Sì. È un movimento che è servito a svelare qualcosa che magari molti conoscevano e che in pochi avevano il coraggio di far emergere. È servito, secondo te? Allora, non me la sento di fare un'affermazione definitiva per vari motivi, un po' perché negli ultimi 15 anni non ho vissuto il mondo dello spettacolo, un po' perché comunque alla mia età è più facile avere una visione un po' più tranquilla delle cose, distaccata rispetto a questi temi. Quello che però mi sento di dire è che sicuramente è uscito questo tema nel mondo dello spettacolo, perché è il mondo in cui le cose appaiono con più evidenza, con più promozione, con più pubblicità, con più sottolineate. Ma in realtà il movimento Me Too appartiene a tutti gli ambienti di lavoro, vie più in quelli privati. Quello che io vorrei dire è che purtroppo noi donne, le ragazze, io parlo in prima persona quando ero più giovane, in qualunque ambiente io ho avuto a che fare e ho cambiato vari campi, devo dire che mi sono trovata di fronte a quel bivio per cui se vuoi fare quel salto professionale devi comunque stare a un certo gioco. Spesso mi è successo in tutti gli ambienti, da quelli internazionali a quelli universitari, eccetera. Spero che la situazione sia un po' migliorata, anche perché nei posti di potere e di responsabilità adesso ci sono molte donne, quindi questo un po' aiuta, no? Magari crea più problemi ai giovani uomini. Quindi fai il tifo per la nuova candidata dei democratici negli Stati Uniti? L'ho avuto là così per fare la battuta. Certo, ma di chi parli? Sai che adesso contro Trump Kamala Harris, sì. Beh, non è giovane, tu mi dici giovane candidata? No, una nuova candidata. È stata vicepresidente. No, ok, Kamala Harris, certo, chiaro, certo che faccio il tifo per lei, perché secondo me le donne in politica, allora, per due motivi. Primo, perché noi siamo comunque il 50% della popolazione, quindi per ragioni proprio democratiche e statistiche dobbiamo rappresentare almeno il 50% delle decisioni di potere, ma proprio per ragione così schematica e matematica. E la seconda perché inevitabilmente, essendo donne, custodiamo appunto in grembo la vita e quindi probabilmente abbiamo una propensione alla sostenibilità, cioè alla protezione del pianeta, delle popolazioni, sicuramente un po' maggiore tendenzialmente degli uomini, quindi secondo me le donne in politica, al di là del bene e del male, hanno una visione di più lungo termine delle cose. Ma sai che senza scarpe sembra che il messaggio sia veramente più potente. Di terra, con le radici che arrivano proprio dal profondo. Dai, visto che ci sono tanti telefonini che stanno registrando, sì, raccontaci qualcosa del Grande Fratello che non abbiamo visto, che non sappiamo, dai. Che non sapete è impossibile, sapete sicuramente più di me. No, dai, ma qualcosa. No, sapete più di me, io sono solo quello. No, e che ti vuoi che ti racconti? Tu da autrice televisiva, insomma, che sei abituata a dare i testi. Allora, voi sapete che è stata dura, per me è stata durissima, eccetera, eccetera. Però è vero anche che più passa il tempo, più mi rendo conto che da un certo punto di vista, soprattutto per una natura come la mia, che è abbastanza, diciamo, pigra, nel senso che sono una persona che non amo particolarmente essere... non sono una rivista, no? Non ho bisogno di fare tante cose durante la giornata per sentirmi a posto. Ecco, da quel punto di vista è stata un'esperienza di gran lusso, perché il fatto di non avere una sveglia, di non avere un orologio, di non avere scadenze, burocrazie, mail, telefonini, WhatsApp, direct, traffico, cioè tutte queste attività quotidiane così invadenti nella mentalità, che non ti permettono di riflettere, di essere connessa a te stesso, di essere connessa all'universo, al pianeta. Ecco, da quel punto di vista è stato un lusso. E con i ricci come lavi bene, insomma. Vabbè, meglio di stasera sicuramente. Beatrice Luzzi, qui.
in Piazza Manzoni per questa serata dedicata alle donne. Grazie ancora veramente di averci fatto Grazie a tutte le donne presenti e a tutti. Ma non possiamo parlare un attimo del discorso più femminile sulla violenza sulle donne? Assolutamente, io pensavo che volessi andarti ad ascoltare un altro po' di Sì, musica. sì, però voi... sicuramente, però secondo me è anche importante fare una riflessione, un momento un pochino più specifica. Se fanno un applauso forte la teniamo un altro po'. Perché in effetti dicevo in premessa che con tanti numeri rischiamo che poi si perde il vado contatto. velocissima. Sì. Allora, volevo dire questo, che spesso, per carità, allora, al netto della violenza nel mondo che riguarda i 4/5 delle donne a livelli gravissimi e feroci, perché noi viviamo in un mondo privilegiato, parliamo del nostro. Spesso appunto questi femminicidi che vengono chiamati tali in realtà fino al 75 venivano chiamati delitti d'onore, no? Quando la donna poteva essere uccisa perché era adultera o perché non stava al gioco, eccetera, eccetera. Allora, la riflessione sugli uomini ne abbiamo fatte tante, devono imparare ad accettare il no, ad accettare la fine di una storia, ad accettare la libertà di una donna, le sue decisioni, però io credo che a questo punto anche noi donne una riflessione in più la dovremmo fare, no? E renderci conto che spesso, forse un po' per vanità, un po' per solitudine, un po' per... ci rischiamo di entrare in un gioco amoroso, passionale, che diventa sempre più costringente, sempre più di controllo, comincia come protezione e poi diventa restringente, per cui piano piano per passione, per amore, per fedeltà, ti allontani dall'amica, ti allontani dalla madre, ti allontani dalla famiglia, per amore, e ti senti sempre più controllato, sempre più in colpa, sempre più sulla difensiva, sempre che devi discutere, che devi giustificare, no? E quando poi ormai non hai più nessuna libertà e sei fagocitata, a quel punto dire no è impossibile. Allora forse siamo noi donne che, avendo ormai l'indipendenza, la consapevolezza e la libertà di farlo, dovremmo cominciare a impostare con gli uomini sin dall'inizio dei rapporti un pochino più maturi, senza lasciarci andare alla vanità, come posso dire, con l'illusione che quello sia veramente amore. Siamo noi che dobbiamo fare lo sforzo di mantenere la libertà dall'inizio. Questo volevo dire. E questo è un bellissimo messaggio. Tolgo il disturbo. No, anzi, Ciao. sono rimasto in silenzio perché per noi la serata potrebbe finire qua in un certo senso per il messaggio bello che ci hai lanciato. E quindi ci fa doppiamente piacere averti avuto come ospite, come special guest, come si dice in questi casi, di questa bellissima serata. Chiamo anche Lara Agostini qui con noi. Buonasera, tolgo le scarpe. Beatrice, grande piacere, ti ho ascoltato con molta ammirazione, veramente, davvero, complimenti. Grazie ancora, Beatrice Ciao a Luzzi. tutti. Ciao. Ciao Beatrice, buon ritorno. Lara. Ciao Fabrizio, ci vediamo tra poco. Io direi di far sentire un bel applauso per questo momento speciale che Piazza Manzoni ha voluto regalare naturalmente al nostro prestigioso pubblico. Grazie a Beatrice Luzzi naturalmente, grazie a Piazza Manzoni, al Consorzio Manzoni per aver voluto fortemente questa bellissima ospite e soprattutto grazie a tutti voi che stasera, essendo così numerosi, avete dimostrato di essere dalla nostra parte. Diciamo insieme no alla violenza e lo vogliamo fare con le nostre bellissime voci. Ritornano le nostre cantanti e Annalisa Centazzo della Orchestra Centazzo Group ci presenta Neve. Annalisa Centazzo! Arriva subito il microfono, Annalisa. Ci vorrei ancora un po'.
a pensarci così, chissà dove l'ultima parola che riguardava te. Ma sei come la neve, sei e tocchi sciolta già e non sai più com'è, è solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente così, solo nella mia mente, solo un vago nella mia mente. Chi di noi ha già un'idea di tenerti e non parlarti mi dà un brivido, folle mania di chi non sa chi sia, un amore nuovo che sta nascendo qui e già nella mia mente sei come la neve, sei che tocchi e sciolta già e non sai più com'è, solo un'immagine che va e sei nella mia mente, sì, solo nella mia mente così, solo nella mia mente, son vago nella mia mente. Grazie mille, grazie. Di Annalisa, cuore. Annalisa Gentazzo, Grazie. grazie Annalisa. Oh, a proposito di virtuosismi, Daniela Cavanna, Daniela vieni, perché ci presenterà, qua secondo me il proprietario di quella chitarra in questo momento sta dicendo piuttosto ammazzami ma non farmi cadere la chitarra. Allora Daniela Cavanna, vieni qui con Arrivo, noi. arrivo. Daniela. Stavo facendo fare il suo lavoro, insomma. Ma ci mancherebbe. Anzi, facciamo un facciamo applauso, l'applauso sì, proprio a tutta l'orchestra di Renzo Biondi e tutti i suoi ragazzi perché sono straordinari. Io approfitto anche per fare un applauso perché allora chi passa durante il giorno sa che questo è un incrocio, più o meno insomma, che poi magicamente alla sera diventa una piazza per gli spettacoli. Quindi grazie, noi abbiamo citato ovviamente lo stabilimento Manzoni, quindi il comitato con tutto quello che ne consegue, ma dietro il comitato, dietro il presidente ci sono tante persone che in modo con spirito di volontariato ogni volta che c'è uno spettacolo vengono qui a dare una mano per dare un servizio in più alla città, quindi un applauso a tutti i volontari. Detto questo, non cedo tanto la parola, anzi anche la parola, ma soprattutto la chitarra. Sì. Daniela Cavanna. Grazie. Sono salita con lei che è la mia compagna di vita da un po' di tempo, non vi dico da quando perché poi mi mettete a fare il conto degli anni e non è bello, non è bello. Vi volevo raccontare un pochettino la mia storia, come sono salita sul palco, come questa pazza dai capelli rossi, così,
arrivata dietro un microfono e allora devo partire un po' indietro. Ero una ragazzina molto timida, adesso non sembrerebbe, ma faticavo a parlare con la gente. Ero una bambina che ha sempre obbedito in casa, è sempre stata brava a scuola e ha sempre avuto una grande passione per la musica. Mia mamma lo capì subito, fin dal principio. E questa che sto suonando in questo momento è frutto delle sue così spinte verso questo strumento così bello che è la chitarra. Cresco, frequento il liceo linguistico, contemporaneamente il conservatorio, faccio violino e pianoforte e devo dire che me la cavo bene a scuola, sia a scuola che al conservatorio. La mia mamma decide di farmi un regalo grandissimo, mi porta in aeroporto, mi mette su un aereo e mi spedisce dritta dritta ad Edimburgo in Scozia. Lei voleva che imparassi l'inglese, ma soprattutto voleva che così uscissi un po' dal mio guscio. E allora lo racconto tutte le sere durante le mie serate con l'orchestra. Passa una sera, passa due, ma non passa la terza in camera, perché durante il giorno si studiava, ma la sera non c'era veramente niente da fare. E quando ero giovane io, i cellulari diciamo che non erano ancora così diffusi. Attraverso un corridoio che era lungo e stretto, arrivo in una stanzina, vedo 3 ragazzi di 3 nazionalità differenti che stavano suonicchiando qualcosa. Non so come, non so perché, non so per quale motivo io sono entrata in questa stanza. In mezzo, al centro, come adesso, c'era un'asta con un microfono. Mi sono avvicinata e ho incominciato ad intonare questa canzone che da allora porto tutte le sere con me. 25 years of my life and still I'm trying to get it. Great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew how to shoot that the world was made up of his brotherhood of men, for whatever it means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed and still get it on what's in my head, and I'm feeling a little peculiar. And so I wake up in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream at the top of my lungs, what's going on? Chi la sarà canti con me and I say, come ogni sera racconto, non sapevo nulla, ma fuori da quello stanzino che ci stava ascoltando c'era la direttrice di questo collegio di Edimburgo che aveva ascoltato tutte le prove. Era entrata e in questo suo scozzese così distinto e così anche molto severo ci dice: voglio che chiudiate l'anno accademico con un concerto. Immaginatevi la sottoscritta, 14-15 anni, timida, prima volta che cantavo con un microfono, prima volta che cantavo con delle persone che non conoscevo, perché fino ad allora io suonavo solo la chitarra, non cantavo, non avevo mai cantato in pubblico. E allora pensando e ripensando quella sera, non potevo fare una canzone sola per chiudere l'anno accademico di quella che era stata l'estate più bella della mia vita. Ho dovuto pensare a un altro brano e mi viene in mente lei. Si chiamava Dolores. Capitanava una band, loro erano le Cranberries, erano irlandesi. Questa ragazza era tanto bella, aveva una voce straordinariamente di velluto, ma è stata altrettanto sfortunata. Io ogni sera racconto la storia di questo brano perché così va fatto. Pensate che in soli 20 minuti del suo tempo Dolores prende carta e penna e vuole parlare di guerra e lo fa nella maniera più delicata e leggera possibile. Pensa ai bambini che rimangono senza le famiglie, pensa alle bombe che quando cadono distruggono qualsiasi cosa. Quando si tratta di dare il titolo al brano non ha dubbi, una parola sola. E se io ve la dico subito vi si accende la lampadina, ma io provo a dirvela. Il titolo è Zombie e sono sicura che se io passassi adesso tra di voi e vi chiedessi cosa sono per voi gli zombie, la maggior parte mi risponderebbe
quei mostri, quelle cose finte che si vedono nei film, al cinema, costruiti al computer. Dolores non intendeva niente di tutto ciò, era ben peggio. Zombie per Dolores erano gli sguardi, i volti delle persone che ormai erano indifferenti davanti a tutto quello che la guerra provocava. E allora io lo dico tutte le sere, non faccio politica ma faccio musica, ma ci sono delle canzoni che vanno spiegate perché vi arrivino dritte dritte in quel posto che è tanto bello e abbiamo tutti e si chiama cuore, e questa è Zombie alla mia maniera. Signs, who are the mistaken? Me, you see, he's not me, he's not my family. In your head, they're still crying. Read their thanks and their bombs and their guns and their bombs. In your head, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, hey, what's in your head? In your head, zombie, zombie, zombie. Hey, 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 oh, night, 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 night. Grazie. Daniela Cavanna! Grazie! Grazie Jesolo. È stata un'emozione come sempre, grazie a Luciano Biscolo per avermi dato questa opportunità, grazie a questi due splendidi presentatori, grazie a voi che insomma siete qua questa sera e grazie, fate un applauso a tutte le mie colleghe che nonostante il tour estivo sono qua a cantare per voi, a cantare per una grande causa. Grazie a tutti, grazie Renzo e tutta la tua orchestra. Grazie Daniela Ciao. per averci raccontato parte di te con la tua musica e per averci onorato della tua presenza. Grazie a Grazie voi, di grazie cuore. mille. Daniela Ciao Cavanna! Jesolo, grazie. Grazie. Vi avevamo promesso una serata con effetti speciali e mi pare che ci stiamo riuscendo. Che dite? Siete d'accordo con me? Non vi ho ancora sentito. Lo spettacolo deve continuare. Daniela Nespolo! Rieccomi ragazzi! E allora si crea questa magia. Loro sono i grandi Queen. The show must go on. Sempre. Empty spaces, what I will leave them for, and the places, I guess we know the score. All in all, does anybody know what we are looking for? Another hero, another man to spy behind the curtain, in the pantomime. Hold the line. Does anybody want to take it anymore? Poi, show must say, ancora, sulle mani. Show must go on. Who in summer is breaking? My makeup may be playing.
with all my little time. I can die, my friend. Show must go on. Yeah, yeah. Show must go on. I'm facing with the green. I'm never giving in. The show. La potenza esplosiva di Daniela Nespolo. Grazie! Felice e fiera di essere donna e di avere una madre meravigliosa. Un abbraccio a tutte le donne che io adoro. Grazie Daniela. Grazie a voi, a Luciano Biscaro, a tutta l'organizzazione, a Renzo Biondi, grazie di cuore a tutti voi. Grazie a Buon te. proseguimento. Intanto noi chiamiamo Barbara Lucchi, il suo virtuosismo, che non è Eccoci qua. con la voce, ma è naturalmente con la fisarmonica, però... chi ci porta? Stasera Chi ti c'è vuoi- una novità, ho com'è sta un'ombra dietro. com'è questa cosa? È un uomo, non è una donna come No, vedete, è infatti. Massimo Venturi che nonché mio marito e mio socio di una vita. No, nonché mio marito, poi viene Sì, dopo. Quindi, visto che abbiamo detto questa sfida, me l'hanno già chiesta tante volte ed è un brano che noi suoniamo insieme da 40 anni, ho detto devi salire, stai indietro un pochino, però devo dire con orgoglio che è un gentiluomo, degli uomini che ce ne vorrebbero così, riferito agli uomini che fanno del male, lui veramente è un esempio di gentilezza da sempre. Questo prima perché devi suonare, dopo... No, lo no, sai. dico la verità, una vita insieme ed è veramente così e tutti dovrebbero essere così. Qua ci sono sicuramente tanti, ma da quello che si sente sarebbe meglio di no. Quindi grazie a tutti ancora, è un grande piacere e anche Massimo è qui con me e mi dà una mano. Grazie ancora. Barbara Lucchi.
della nostra Barbara Lucchi. E dove scappa? Cioè, non si prende neanche gli applausi. No, ha detto che puoi fare anche un passo in avanti alla fine puoi fare anche un passo in avanti per prenderti l'applauso. Grazie ancora, arrivederci Jesolo, grazie a tutti, ciao! Grazie Barbara, grazie anche Massimo. E allora andiamo avanti con un altro cantante particolarmente amato da tutti noi, che molte volte abbiamo sentito anche al Festival di Sanremo. Vediamo se riuscite a indovinare. Se io vi faccio Rose rosse per te e il tuo amore, il tuo cuore lo sa. Cosa voglio da te? Voi siete molto bravi, ma in realtà non è questa la canzone. E non è neanche il cantante Massimo Ranieri, perché in realtà è Vasco Rossi. Questo è uno scherzetto. Con Selli e la nostra Lara Agostini. Lara. Sono arrivata. Volevo farli cantare, però Selli è un po' difficile farli cantare con Selli. Selli non è solo difficile. Selli è un'istituzione. È un bel pugno nello stomaco. È un pugno nello stomaco, sì. Vediamo. Lara Agostini. Grazie. Senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra. Se li ha patito troppo, se li ha già visto che cosa ti può crollare addosso. Se ne è già stata punita per ogni sua distrazione o debolezza, per ogni candida carezza, data per non sentire l'amarezza. Senti che fuori piove, senti che bello. Sali, cammina per la strada sicura, senza pensare a niente. Ormai guarda la gente con aria indifferente. Sono lontani quei momenti quando uno sguardo provocava turbamenti, quando la vita era più facile e si potevano mangiare anche le fragole, perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia, sì, sopra la follia. Senti che fuori piove, senti che bello. Ma forse sei proprio questo il senso del tuo vagare. Forse davvero ci si deve sentire alla fine un po' male. Forse alla fine di questa triste storia qualcuno troverà il coraggio per affrontare i sensi di colpa e cancellarli da questo viaggio, per vivere davvero ogni momento con ogni suo turbamento, e come se fosse l'ultimo. Cammino per la strada leggera, ormai è sera.
si accendono le luci dei lampioni, tutta la gente corre a casa davanti alle televisioni, ed un pensiero le passa per la testa: forse la vita non è stata tutta persa, forse qualcosa si è salvato, forse davvero non è stato poi tutto sbagliato, forse era giusto così. Forse, ma sì. Ma cosa vuoi che ti dica? Senti che bel rumore. Lara Agostini. Grazie. Lo sappiamo, chi ti conosce sa quanto questa canzone ti sia arrivata da dentro, insomma, in qualche modo sì. Diciamo, è sempre difficile scegliere le canzoni da interpretare questa sera, scegliere una canzone come questa lo è ancora di più, insomma. Lo è ancora di come più. quella di Mia Martini, secondo me è un'altra delle canzoni che colpisce molto. A tutte le Sally. E allora non si chiama Sally ma si chiama Beatrice, è una delle artiste, delle ballerine del full time che noi chiamiamo qui sul palco. Beatrice, ti aspettiamo qui. No, se vuole venire anche Beatrice Ruzzi a ballare. No, ma non ha la scarpa adatta stasera. No, non ha la scarpa adatta. Solo la scarpa che manca, se no avremmo fatto veramente una bella accoppiata. Full time con Beatrice, grazie! Today I looked up how long it would take to drown. Today I looked up how long it would take to drown. How long can you hold your breath before you can't hold your breath any longer? And how long until your lungs give out and the sound that used to fill the void quiets like a mouse at midnight, searching for its piece of the pie? Today I stood in front of a window and imagined what it would be like to fly. No, I didn't. I imagined what it would be like to jump outside the frame that caged me inside. But my better judgment said it wouldn't be very kind if someone you cared about found you. That's the voice that plays like a tape on rewind, rewind, rewind. It wouldn't be fair to a stranger either. Today I'm reminded of the time I watched a man jump into a highway when I was just 17. The car lights on either side of the upper portion of the auto route below standing at attention. But for now, I'm still trying to come to terms with the fact that today I looked up how long it would take to drown. Beatrice dei Full Time, grazie. Ricordiamo il Full Time che è la scuola di ballo che ha prestato i nostri ballerini per questa sera, il corpo di ballo per questa bella serata. Andiamo da un'altra artista, questa volta riprendiamo con il concerto con Linda Biscaro. Linda Biscaro che ci porta una delle canzoni che hanno fatto parte del musical Grease, diciamo che la diciamo in italiano così come viene, che è irrimediabilmente devota a te. Mi piacerebbe sapere perché hai scelto questa canzone e ti cedo il microfono. Allora, soprattutto per la melodia l'ho scelta, però l'amore è anche devozione e quindi stasera parliamo d'amore e quindi hopelessly devoted to you, per tutti voi, così. The smile is not to fall, heartbroken. My eyes are not to fall, to cry. I'm not the first to know, then just know get it over you. I know I'm just a fool. Sit around and wait
since you pushed my love aside, no, on my head, hopeless in the more to you, hopeless in the more to you, hopeless in the more to my see fool forget me. My heart is saying no, let's go on. Hold on to the end, that's what I'm trying to do. I'm hopeless in the border to you. But now there's no other high since you push my love aside. No, on my head, hopeless in the border to you, hopeless in the border to you, hopeless in the border to Linda Biscaro! Grazie, gentilissimi, grazie. Complimenti Linda, come Grazie, sempre, interpretazione grazie. da pelle d'oca. Brava, complimenti, Grazie. complimenti a tra poco. Allora io vi volevo ricordare una cosa importantissima. Questa serata sarà ripresa e trasmessa su Prima Free canale 170 e nazionale martedì 30 luglio dalle 21 alle 22:30. Quindi se volete naturalmente rivedere questa splendida serata, l'amore deve vincere sulla violenza, sintonizzatevi proprio martedì 30 luglio, Prima Free canale 170 in nazionale dalle 21 alle 22:30. Non mancate, vi aspettiamo come sempre numerosi. E detto questo, io inviterei ancora una volta lei, la voce femminile dell'orchestra Renzo Biondi. Si merita ancora un grandissimo applauso che non manca di sicuro per voi, Manuela Recchia! A natural woman. Looking out on the morning rain, I used to feel so inspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before today I met you, life wasn't kind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. When my soul wasn't lost and found, you came along to claim it. And I didn't know just what was wrong with me. Oh, till you kiss and me. Now how long can talk for? And if I make you happy, I don't need to do more. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Oh, baby, what you done to me? You make me feel so good inside. And I just wanna be close to you because you make me feel so
want you, baby, baby, close to you because you make me feel so alive. 'Cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like I'm not to the woman. No, you make me feel, you make me feel like I'm not to the woman. Baby, baby, what you got in me? You make me feel so good I just wanna be Manuela Recchia. Grazie! Questa era Natural Woman di Aretha Franklin, una canzone meravigliosa. Grazie mille a tutti voi. Messaggio straordinariamente potente, Manuela. Un applauso Grazie, anche per lei. biondi! Un messaggio straordinariamente potente, pensare che con una canzone che ha addirittura 56 anni e ancora riesce a emozionarsi così. Grazie anche all'interpretazione delle nostre artiste di questa sera. Grazie ancora. E di anni ne aveva soltanto 16 quando Anna Oxa per la prima volta aprì il suo mondo, il mondo come artista, come cantante, con una canzone che venne scritta da Ivano Fossati, che diceva più o meno così: dimmi dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. E naturalmente questa è un'emozione da poco, e a cantarla, a interpretarla questa sera è Monica Marchiori. Eccomi qua. Buonasera a tutti, grazie. Pronti con le mani? C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce, e come un viaggio nella notte finisce. Dimmi, dimmi, dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà, uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me, una canzone, mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece per te, più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà, né quanta tenerezza ti dà la mia incoerenza, pensare che vivresti benissimo anche senza. C'è una ragione che cresce in me, è una paura che nasce, l'imponderabile confonde la mente finché non si sente, e poi per me più che normale, che un'emozione da poco mi faccia stare male, una parola detta piano basta già, ed io non vedo più la realtà, non vedo più a che punto sta la netta differenza tra il più cieco amore e la più stupida pazienza. No, io non vedo più la realtà,
Grazie, grazie, grazie. È stato veramente un grandissimo piacere. Renzo Biondi Fans Club, volevo dirti. Grazie. No, io volevo ringraziare veramente Renzo Biondi, ma anche il suo meraviglioso staff per aver messo a disposizione tutta la strumentazione. Grazie per il supporto tecnico. Grazie veramente a tutti quanti voi per il calore e chissà magari di ritrovarci l'anno prossimo, sempre in un'occasione così, però non per questo motivo, ma per festeggiare la donna così, in amicizia e in allegria e Guarda basta. Monica, io penso che questo strumento che abbiamo l'opportunità di avere, che è la musica, è uno strumento che questa sera, grazie alla musica e allo spettacolo, in un contesto di leggerezza, di spettacolo, che non è superficialità, ha lanciato davvero un messaggio forte, un messaggio intenso con tutte le nostre voci, perché 11 artiste, più i ballerini, più naturalmente un entourage di persone che si sono adoperate per questa serata per dire no alla violenza, ha avuto un ottimo risultato. Viva la musica e viva la nostra unione per dire no alla violenza sulle donne. Esattamente, grazie a tutti, grazie. Grazie Monica, Buona complimenti serata. davvero. Ritorna su questo palcoscenico una delle icone del mondo della musica da ballo. Pensate che la canzone che ci presenta adesso è stata presentata su Rai 1 a The Voice Senior, un momento che ha valorizzato molto il mondo della musica da ballo, perché avere uno spazio in una rete nazionale così prestigiosa è stato davvero un momento di alta qualità per la nostra musica. Quindi io vi pregherei di veramente accogliere questa grande regina della musica da ballo, direttamente dalla Romagna, Roberta Cappelletti! Grazie Aspetta, per questo, la canzone volevo scriverti da tanto, questa canzone che ha fatto girare tutti i 4 coach e portarmi in finale. Volevo scriverti da tanto, ma poi ste cose non le fai, e dirtelo da troppo tempo, così che non l'ho fatto mai. Un po' di cuore se lo chiede, se sono matta o no, puoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu. Volevo dirti che io canto ancora di te, eppure siamo modo mio, sono cattiva con me. Volevo dirti che anch'io non so più a chi credere e ho litigato con Dio che non mi parla da un po'. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me per sempre. Ci sono notti in cui la notte è troppo lunga anche per me, e sciolgo dentro un caffè latte ogni mio stupido perché. Un'emozione dura poco, il bello è proprio lì, che quando si fa duro il gioco un'altra emozione è già qui. Volevo dirti che io avrò bisogno di te, adesso che a modo mio ho fatto pace con me. Volevo scriverti e poi tutto il resto già lo sai. Volevo scriverti ma lo faccio adesso se vuoi. Volevo dirti che io canto ancora di te,
volevo scriverti da tanto, scusa se non l'ho fatto mai. Roberta Cappelletti, Roberta. Mi emoziono. Un po' più forte glielo farei però, ve lo dico. Ecco perché continuo a fare questo mestiere. Non c'è compenso migliore dell'affetto, del saluto e l'applauso del pubblico. Grazie. Grazie a te Roberta. Andiamo verso la conclusione di questa straordinaria serata e non potevamo che dedicare meravigliosa creatura a tutte le donne presenti qua, a tutte le donne che riceveranno questo messaggio grazie a Selena Valle. Selena, Eccoci. il palco è tuo. Piazza Manzoni, fatevi sentire un forte applauso. Dedicatissimo a tutte le meravigliose creature che siete voi, Monti, mari e fiumi attraverserò dentro la tua terra, mi ritroverai, turbine e tempeste, io cavalcherò dentro la tua terra, mi ritroverai. Tutti insieme, sulle mani, insieme tutti, meravigliosa creatura di averti accanto all'improvviso, tu scendi dal paradiso, muoio d'amore, meravigliosa, nai na na nai na, na na nai na, na na nai na. Le meravigliose creature siete voi. E turbini e tempeste, io cavalcherò dentro la tua terra, mi ritroverai. E turbini e tempeste, io cavalcherò dentro la tua terra, mi ritroverai. Meravigliosa creatura, sei sola al mondo, meravigliosa paura di averti accanto all'improvviso, e tu scendi dal paradiso, muoio d'amore, meravigliosa. Jesolo, tutti su con le mani. Meravigliosa paura di averti accanto, meravigliosa paura. Insieme tutti insieme. Per tutti voi che siete meravigliose creature. Grazie! Jesolo! Grazie a tutti. Grazie a te Selena. Selena, complimenti davvero, meravigliosa Grazie di cuore creatura. a tutti voi. Meravigliosa interpretazione. Molto bene Fabrizio, allora è arrivato il nostro momento. No, non ballo. Io farei a tempo di quello che preferite.
Io lo vedo più da cia. Allora, abbiamo i tempi stretti, ci hanno già detto che ci tagliano. No, ma questo è stato il momento top della serata. Cia anche perché vi ricordo ancora che se lo facciamo bene potrete anche rivedere questo momento storico. La serata sarà ripresa e trasmessa su Prima Free, canale 170, in nazionale, martedì 30 luglio dalle 21 alle 22:30. Potete godervi tutta questa splendida serata con le più belle voci che hanno animato un evento speciale, ma con un balletto straordinario. Amorino, io non vengo più. Chiamiamole le nostre donne, dai. Selena Valle. Annalisa Centazzo. Eccoci, vamos. Daniela Cavanna. Linda Biscaro. Daniela Nespolo. Manuela Vecchia. Barbara Lucchi. Monica Marchiori. Roberta Cappelletti. Full Time. Annalisa Centazzo, Daniela Cavanna. Le abbiamo chiamate tutte già qui. Daniela Nespolo. Ti conveniva ballare con me, vedi? No, veramente no. Esatto, ti conveniva. Passiamo alla parte amministrativa, Sì, cioè non si dice amministrativa, ma la parte che ha veramente voluto fortemente istituzionale, che sono due i soggetti in modo particolare, ovvero sia il comune di Jesolo, e che vorremmo qui con l'assessore Martina Borin. Barbara Lucchi l'abbiamo chiamata. Ok. Eccola qua, Martina Borin, la musica dove? Martina Borin. Cristina Colledan, che rappresenta lo stabilimento Manzoni, e dov'è la Cristina? Non vedo Full Time. Full Time sono rimasti dentro, sono un po' poco full. Cioè poco full. Hanno esaurito un po' la benzina. Non sento le mani, ragazzi, non sale Full Time. Su. E tutto questo l'applauso per Beatrice Luzzi! Un altro grande applauso per il Consorzio Manzoni, il suo presidente Amorino De Zoppi e tutti i fidatissimi collaboratori, il nostro Angelo Custode e Storcio naturalmente, tutti coloro che si adoperano per la bella riuscita di queste serate. La nostra agenzia management, Luciano Biscaro, grazie Luciano per aver voluto con tutto il tuo cuore questa bella manifestazione, grazie come sempre. Per il supporto anche morale che ci ha dato Eustachio Pasquale. Angelo Custode. Dai, così. Vorrei ringraziare di cuore ancora una volta Renzo Biondi e tutto il suo meraviglioso staff per questo allestimento spettacolare. Vorrei ringraziare il mio compagno di viaggio, eccolo qui, un grande ballerino signori, un grande cantante, ma soprattutto un grande giornalista. Eccolo qui, Fabrizio, sono onorata di aver presentato con te questa quarta edizione. Grazie. Fate sentire forte l'applauso per Fabrizio Cibin. Ed è veramente stato un piacere, perché anche questa volta l'ho svangata, non ho ballato. Lara Agostini! Questa la studiamo meglio per il prossimo anno. Per il prossimo anno, contiamo che ci sia. Molto bene, è arrivato il momento floreale, quindi Tutte queste rose qua. tutto finito qui. La musica, finito, basta, andiamo via. La musica, un mezzo di comunicazione straordinario, quindi ancora con un po' di musica, che ormai ci siamo affezionati, arriva la consegna dell'omaggio floreale a tutte le nostre prestigiose ospiti. Allora, lei non voleva parlare, perché ha detto io faccio l'autista, trovo le scarpe per Beatrice, la accompagno ovunque, però non fatemi parlare. Ma siccome io sono un po' bastardo dentro, fuori, anche tutto intorno, un saluto glielo facciamo fare a nome dello stabilimento, no? Allora, buonasera a tutti, è un orgoglio per me essere qua a rappresentare lo stabilimento Manzoni, grazie ad Amorino che anche lui sta nelle retrovie. Io sono un po', diciamo, la quota rosa di questo tutto, ecco. E io vorrei ringraziare intanto queste bellissime donne, perché ditelo, sono una più bella dell'altra, o no? E oltretutto, oltre ad essere belle fuori, hanno delle teste bellissime. Grazie, perché Elisabetta, solo chi ha una bella testa può portare avanti con coraggio, determinazione e la propria capacità
capacità di dimostrare quello che pensa senza nascondersi, senza vergognarsi. Per cui grazie a tutte, siete belle dentro e fuori. Si merita un grande Grazie applauso. Cristina, e meno male che non sapevi cosa dire, bellissimo messaggio. Allora, questo Per le nostre ospiti, senza nulla togliere le altre, ecco la nostra grandissima consigliera, e per Beatrice, che siamo tutti felici di averla qua. questo bel mazzo di fiori per l'assessore Martina Bodin e per la nostra ospite Beatrice Luzzi. Grazie. Ormai abbiamo sforato in tutto e per tutto. Un saluto finale a Beatrice glielo facciamo fare. Volentieri. Dove sono le fan squad della Beatrice? No, perché per un attimo mi era sfuggita la vostra presenza. Dopo andiamo a ballare. Bello questo messaggio così breve, sintetico. No? Quindi noi dovremmo imparare da Beatrice. Esatto. Come dice Luciano Biscaro, dobbiamo essere più sintetiche. Esatto. Cioè Luciano che ormai ha smesso di sperare che noi fossimo brevi, insomma. Molto bene ragazzi, quindi Amorino De Zotti lo vorremo sul palco naturalmente per il gran finale. No, niente, quindi non noi abbiamo preparato una bella canzone, non l'abbiamo preparata, l'abbiamo così voluta fortemente, perché è una canzone che parla di noi, siamo così, siamo speciali, siamo Mannoia così, ci ha regalato molto questa bellissima complicate. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano tra noi. E non andiamo via, ma nascondiamo nel dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia, se diciamo una bugia è una mancata verità che prima o poi succederà. Cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' per la voglia di piacere c'è già un po' arrivare a stare con noi. Siamo L'amore deve vincere sulla violenza, il nostro fantastico pubblico. Senza fine, silenzi che fanno marina e lasciano la scia, le frasi da bambine che tornano, ma chi le ascolterà? E delle macchine per noi, i complimenti dei playboy, ma non li sentiamo più, se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento ma noi no, e se ci confondiamo un po' è per la voglia di dire chi ci riesce più a parlare insieme.
sulla violenza. 2025, tutte queste splendide artiste. Grazie amici, è stato davvero un piacere, siete stati così numerosi, avete testimoniato ancora una volta la nostra presenza a quello che è il nostro obiettivo. Diciamo no alla violenza di genere. Grazie a tutti! Grazie, grazie, una rosa, un piccolo segno di riconoscenza della nostra piazza per le nostre artiste, che è una piccola cosa rispetto al grande applauso che voi tutti avete attribuito a tutte loro. Grazie, grazie veramente di cuore per quello che avete fatto. Ci rivediamo al prossimo anno e per chi è qua in vacanza ovviamente buon proseguimento di permanenza qui a Jesolo. Grazie, grazie ancora a tutti quanti, buonanotte, grazie Lara. Buonanotte Fabrizio, a tempo di tango, ciao. A prestissimo, ricordatevi di sintonizzarvi il prossimo martedì, canale 170, dalle 21:30, Passione Musica, per poter rivivere le emozioni di questa bellissima serata in nazionale. Ciao a tutti, grazie! Ciao!